Sale al 12 il numero delle persone denunciate per la maxi rissa a colpi di sedie e transenne avvenuta la scorsa settimana in piazza Dante, a Canicattì, nei luoghi della movida. Si tratta di ragazzini tutti di Canicattì e incensurati, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. I poliziotti del commissariato di Canicattì, unitamente ai loro colleghi della questura di Agrigento, stanno procedendo con l'identificazione di tutti coloro che hanno partecipato allo scontro e non si esclude che nelle prossime ore il bilancio delle denunce possa senz'altro aumentare. Nessuno quella notte chiamò le forze dell'ordine, i telefoni cellulari alla mano, qualcuno ha fatto anche video e foto, ma nessuna segnalazione è arrivata al 112. Una pratica che è stata duramente contestata dal questore Emanuele Ricifari durante una conferenza stampa tenuta appositamente, che ha annunciato una forte stretta sulla movida violenta. Il senso civico, ha dichiarato Ricifari, è impensabile che la gente riprenda la scena e non avvisi le forze dell'ordine. Immagini che sono diventate virali subito dopo essere state diffuse sui social, con diversi commenti e incitamenti durante la zuffa. Il questore ha anche preannunciato seri provvedimenti per quei locali che non hanno provveduto a effettuare nessuna segnalazione delle risse.